La squadra del presidente Nino Di Giacomo, la Pallavolo Aragona, rinuncia alla 2, al suo posto la ripescata Vicenza. L'incredibile salvezza di poche settimane fa è servita a poco, la formazione agrigentina non farà parte della seconda serie nazionale. La Pallavolo Aragona quindi non disputerà il prossimo campionato di Serie A2, pur avendo meritato la permanenza nelle categorie di volley femminile con una salvezza che ha del miracoloso. La notizia è venuta fuori scoperta quasi casualmente, indirettamente tramite il comunicato di una squadra che invece era retrocessa in B1, l'Antea Vicenza. La formazione veneta ha così annunciato la propria partecipazione alla seconda serie nazionale femminile anche per la prossima stagione pallavolistica, dando così continuità al progetto nato nel 2016 e cresciuto nel corso del tempo. Doverosa premessa, l'effettiva partecipazione al campionato avverrà solo dopo aver espletato correttamente gli adempimenti e le garanzie richieste e dopo il parere conclusivo di ammissione da parte degli organi competenti. Insomma, un vero e proprio peccato per una società agrigentina come l'Aragona, che nonostante le tante difficoltà ha dimostrato negli anni più volte di poter competere senza problemi con le avversarie nella seconda serie nazionale. Da parte nostra speriamo che il presidente Di Giacomo ci possa ripensare. Presidente Di Giacomo, il nostro auspicio nel pezzo che avevamo scritto era quello che in qualche modo ci fosse un ripensamento. Qual è la reale situazione e perché ha deciso questo? Perché non ci sono le condizioni per poter partecipare ad un campionato così impegnativo e oneroso, e di conseguenza ho deciso di ripartire da zero. Questa società, questa squadra quest'anno purtroppo la situazione del campo di gioco non ha avuto, tra le altre cose, un pubblico a seguito, quindi non interessava nessuno, quindi di conseguenza la migliore cosa era quella di fare un passo indietro. Quindi lei dice che anche la location è importante? Sicuramente. Sono dati che non mi impendo, cioè dire, quest'anno noi, a parte la partita col Marsala, eravamo proprio gli addetti ai lavori, e non è bello una squadra in Serie A che non ha un seguito, non interessa a nessuno, quindi perché devo insistere per fare qualcosa che non suscita interesse, perché una squadra, l'anima sono i tifosi. Quindi rispetto a quando si giocava ad Agrigento, addirittura ad Aragona, lei nota una differenza, diciamo, sostanziale, no? Quindi qual è il suo auspicio, Presidente, affinché possa in qualche modo cambiare idea? Enorme. No, assolutamente no. Non si può cambiare idea, perché una cosa del genere va programmata, va sostenuta, va incoraggiata. E onestamente io mi sono sentito solo, quindi avere addosso tutta questa responsabilità per poi non interessare a nessuno, questo non è bello. Quindi riparte da dove la squadra? Ma ripartiamo dal nostro settore giovanile, da dove eravamo partiti. Abbiamo noi un settore giovanile abbastanza numeroso, abbastanza interessante, quella è la nostra base. E quindi poi si ritorna a giocare ad Aragona? Ci saranno le condizioni, poi che ci sarà una casa, un campo di gioco, si può sempre programmare, ma purtroppo questa situazione che ci hanno tagliato proprio per 13 centimetri la possibilità di giocare ad Agrigento, e poi tutto sommato al palazzetto Nicosia la gente veniva, ma Portembello proprio non so il perché. Va bene, Presidente, da parte nostra il nostro auspicio che lei ci possa ripensare e che da parte degli organi competenti ci possa essere un maggiore sostegno alla squadra.